a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Riprendiamo in parte oggi i temi di cui abbiamo parlato ieri, cioè il sistema reale di potere, di interessi, di soldi, tanti, pubblici, che viene, come dire, sintetizzato in quella multi-utility, quella società che si chiama ERA, e che è poi uno dei centri di potere vero in Emilia-Romagna. Naturalmente l'Emilia-Romagna è al centro di questa settimana in vista del voto, però questa questione non ha poche attinenze con il voto, perché gli interessi che si sono consolidati in maniera stabile, perpetua e anche molto molto lucrosa, perché gli affari che girano sono per miliardi di euro, 4 miliardi e mezzo di euro il fatturato annuo della multi-utility ERA, che è un vero e proprio centro di potere, legittimano anche uno sguardo a questa realtà. Lo ha dato anche la trasmissione Report domenica, e ci sarebbero ancora tante altre cose da dire. Ne abbiamo fatto una sorta di riassunto ieri di una delle questioni che hanno messo in discussione il regime vero e proprio di governo di ERA, che è una sintesi degli comuni a guida tradizionalmente da sempre rossa, PC, PDS, DS, PD in Emilia-Romagna, un sistema di potere che si avvale anche delle cooperative, che sono un trade union fra la situazione emiliano-romagnola e quella ligure, pure al centro dell'attenzione in questi giorni. Oggi il quotidiano genovese, Il Secolo XIX, è molto chiaro sulla cementificazione sotto Burlando, perché si dice sempre gli anni 60, gli anni 70, gli anni 80, ma sotto gli anni di Burlando, che sono pur sempre una ventina, non è cambiato nulla, e a edificare spesso sono ancora le cooperative, il che accomuna il sistema ligure a quello emiliano-romagnolo per molti versi. Ne riprendiamo in parte oggi alcuni elementi, però intanto prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, e poi apriamo nel corso della trasmissione invece una finestra con Tino Oldani, giornalista di Italia Oggi, su due argomenti toccati negli ultimi 2 giorni nella sua rubrica di Torre di Controllo sul quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, a partire dalle ore 11, e poi ritorniamo invece sul tema ERA Emilia-Romagna, anche in vista del voto. Dicevo ieri, non è questione di campagna elettorale, ma di aprire magari le finestre una volta tanto, perché le finestre del potere necessitano ogni tanto di qualche folata d'aria nuova, d'aria fresca, per rigenerare un sistema che perfino nelle risposte ai cronisti della stessa Rai 3 si dimostra un sistema talmente sicuro della propria stabilità da permettersi anche ciò che viene poi invece rimproverato agli altri, comprese le collusioni con ambienti di criminalità organizzata, che in questi casi, nella ricostruzione della vicenda ERA, sono piuttosto qualcosa di più che delle ombre, diciamo così, sono delle realtà che finiscono anche nei consigli di amministrazione delle società controllate dalla ERA stessa. E dall'altra parte invece si continua a parlare di infiltrazioni della criminalità organizzata in altre regioni che non sono governate da quella forza politica. È un dato di fatto. A proposito di Lombardia, i Saviani, commentano; a proposito di Emilia-Romagna, molto meno, chissà perché, e non è una notazione sterilmente polemica, è un dato di fatto. A proposito però di mafia, l'agenzia ANSA in prima pagina in questo momento mette notizia di un blitz nei confronti del clan del boss Matteo Messina Denaro, con 16 arresti, operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Trapani, che stanno eseguendo stamani 16 ordini di custodia cautelare in carcere su richiesta della procura antimafia di Palermo per associazione di tipo mafioso, estorsione, rapina pluriaggravata, sequestro di persona e altri reati aggravati da finalità mafiosa. Le indagini hanno confermato il ruolo di vertice tuttora rivestito da Matteo Messina Denaro, capomafia latitante della provincia trapanese, documentandone i diversificati interessi illeciti. Sono stati accertati dagli inquirenti anche collegamenti funzionali a progetti criminali comuni con le famiglie palermitane, e in particolare quella di Brancaccio guidata dai fratelli Graviano, scrive l'agenzia ANSA. Mentre, altra notizia di prima pagina, è stato identificato il secondo boia francese dello Stato Islamico. La caccia ai boia europei dello Stato Islamico prosegue, scrive l'agenzia ANSA. È stato identificato anche il secondo francese inquadrato nell'ultimo video del terrore dei jihadisti, quello che mostrava la decapitazione dell'ostaggio americano Kassig e di 18 soldati siriani. Si tratta di Michael Dos Santos, 22 anni, ha detto la TV France 2, mentre la Procura di Parigi, pur non avendo confermato ufficialmente, ha parlato di forti possibilità. Sarebbe un giovane di Champigny-sur-Marne, nella banlieue di Parigi. Secondo fonti degli inquirenti,
Il nome di Dos Santos, rinominatosi Abu Othman, era noto alla polizia da qualche tempo perché il giovane aveva l'abitudine di rivendicare attacchi vari o di inneggiare sui social network ad atti di violenza. L'identificazione del secondo presunto carnefice francese nelle fila degli jihadisti attivi in Siria e in Iraq era stata già preannunciata come imminente dal presidente Hollande nelle ore precedenti. Intanto però adesso torniamo brevemente sulla questione che ruota intorno alla HERA, questa mega società pubblica sostanzialmente che è uno dei grumi di potere vero in Emilia-Romagna. Cosa lega Vittorio Prodi, fratello dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, alla società Laboratori Protex, proprietaria della Protex Italia SPA di Forlì, che è partner di ERA per il trattamento delle sostanze radioattive? ERA è la municipalizzata di rifiuti urbani e di acqua, elettricità, eccetera. Cosa lega la HERA a questa società, Laboratori Protex, proprietaria della Protex Italia? Perché sotto la sede della HERA sono stoccati rifiuti tossici? Queste le domande che si è posta anche la trasmissione Report, come abbiamo visto. HERA è una delle più grandi società municipalizzate d'Italia, 180 i comuni dell'Emilia-Romagna che sono gli azionisti. Si occupa di gestione rifiuti, tra le altre cose, e anche di rifiuti pericolosi. Quando arrivano sostanze radioattive da ASL e ospedali, la società HERA può contare su Protex Italia SPA di Forlì, che è partner nel settore dei rifiuti, specialmente quelli pericolosi e radioattivi. Quando nelle discariche e nei termovalorizzatori di HERA arrivano rifiuti che fanno scattare l'allarme radioattivo, il personale chiama i tecnici della Protex che fanno le analisi e stabiliscono di che genere i rifiuti radioattivi siano, li prelevano, li trasferiscono al deposito. Ma di chi è la società Protex? Nei capannoni della quale sono stoccati 2000 metri cubi di sostanze radioattive prelevate principalmente da ASL e ospedali su tutto il territorio italiano. L'azienda Protex lavora con committenti pubblici e viene indicata dalla Sogin, che è l'ente nazionale per la gestione del nucleare in Italia, come uno dei depositi autorizzati a conservare e gestire rifiuti nucleari. Socio di maggioranza con il 96% delle azioni, è una società di San Marino ed è un'altra occasione nella quale il cognome Prodi, un'altra delle potenze in Emilia-Romagna, viene associato alla simpatica Repubblica di San Marino. La Laboratori Protex SPA è la società sanmarinese che è socia di maggioranza con il 96% delle azioni della Protex in rapporti con la HERA. Una parte delle quote della Laboratori Protex però è schermata da una fiduciaria, cioè una società dietro la quale non si possono individuare nomi e cognomi. La fiduciaria si chiama Sofir Fiduciaria di Bologna. Essendo appunto una società fiduciaria è impossibile sapere a chi le azioni appartengano realmente. Si riferisce anche il fatto, ne abbiamo parlato ieri, ne ha parlato Report anche, che gli ispettori antiriciclaggio della Banca d'Italia hanno indagato 2 anni fa su questa Sofir Fiduciaria, perché avrebbe commesso irregolarità nella gestione non di bruscolini, ma di centinaia di milioni di euro provenienti da San Marino. E secondo gli inquirenti questa società fiduciaria di Bologna, Sofir, nasconde i segreti di mezza Emilia-Romagna, con almeno 500 aziende interessate. E tra queste aziende anche quella di Nicola Femia, affari nei videopoker, considerato narcotrafficante legato all''ndrangheta. Tra i proprietari della Laboratori Protex di San Marino, oltre alla fiduciaria Sofir, che ci porta anche all''ndranghetista Nicola Femia, tra i proprietari c'è anche Vittorio Prodi, fratello dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, presidente della provincia di Bologna tra 1995 e 2004, europarlamentare del Partito Democratico fino ad aprile scorso. Per alcuni anni Vittorio Prodi è stato contemporaneamente presidente della provincia di Bologna, che è uno dei soci istituzionali di HERA, e proprietario della Protex, che dalla HERA prende lavori e appalti. E poi c'è la questione dei rifiuti tossici seppelliti sotto la sede della HERA, a 2 passi dal centro di Bologna. Il reale livello di inquinamento presente nel suolo di quei terreni era stato oggetto di un'indagine che poi fu archiviata nel 2011. L'opinione pubblica non ne venne a sapere nulla perché una tantum non ci fu alcuna fuga di notizie in relazione a quell'indagine. Il pubblico ministero, interpellato a suo tempo da Libero, ha detto che non si ricorda molto bene di quella vicenda. Fatto sta che la vicenda è stata archiviata, ora l'indagine è stata riaperta.
con molta calma, perché i fatti risalgono al 2008, la scoperta di 1500 tonnellate di robaccia sotto la sede della Hera in pieno centro a Bologna. La Hera ha risposto all'epoca che 34 tonnellate più altre 10 erano state trattate opportunamente, però 1500 meno 34 meno 10, secondo voi quanto fa? E quante altre tonnellate rimangono col punto di domanda? Considerando il fatto che ci sono circolari interne della stessa azienda che limitano a 2 ore la permanenza di alcuni dipendenti nei locali. E tra l'altro, ha documentato il report, gli unici locali bonificati totalmente sono quelli della presidenza e dei dirigenti della Hera. Insomma, si sono messi al sicuro i vertici, i lavoratori ci penseremo. Visto il filone Sofir fiduciaria, Vittorio Prodi, Nicola Femia, videopoker e 'ndrangheta, c'era anche un filone però riguardante Hera che ci portava in Campania, la terra natale di Saviano, il quale le prediche le riserva evidentemente alla Lombardia. Gli interessa di meno l'Emilia Romagna per certi versi, anzi per molti versi, perché anche oggi c'è un commento di Saviano su questione lombarda e i 40 indagati con i giuramenti in nome dei padri della patria risorgimentali in quanto massoni, Garibaldi e Mazzini. L'Emilia Romagna interessa evidentemente meno, però c'era un rapporto precedente anche con i casalesi, l'Emilia Romagna e i Cosentino, il sottosegretario a suo tempo dell'economia, il quale è stato poi accusato di rapporti con i casalesi. La sua vicenda giudiziaria è finita in altro modo, però sta di fatto che un cosentino è entrato direttamente nell'amministrazione della Hera bolognese. L'affare Cosentino è stato riraccontato da Report domenica sera, ma era già emerso alle cronache negli anni fra 2008, 2009 e 2011. 2011 finisce la società, tra virgolette, fra la Hera e i Cosentino. Il sottosegretario all'economia che fu raggiunto anche da un ordine di arresto, come molti ricorderanno, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa di rapporti col clan dei casalesi. L'Emilia Romagna cosa c'entra con i Cosentino, al di là del discorso casalesi, fino a un certo punto, ma in ogni caso la famiglia Cosentino è dietro a un'altra finanziaria, la SCR. Anche di questa finanziaria non è stato possibile sapere tutti i veri proprietari perché l'azionariato era schermato di nuovo da una fiduciaria, come quella di cui Romano Prodi, anzi il fratello di Romano Prodi, Vittorio, ha detto di non sapere nulla, cioè è socio della Sofir, ma non sa chi sono gli altri soci, dei quali lui ha una quota del 7 e qualcosa per cento, è in società con altre persone, quindi ci mette la faccia, tra virgolette, però non sa dire chi siano gli altri soci, cosa normalissima. Ciascuno di noi reputa, credo, normale entrare in società con altri che hanno addirittura la maggioranza e che comunque non si conoscono, vero? Perché tutti noi reputiamo un comportamento razionale e intelligente di entrare in società con persone sconosciute. Se poi emerge che la Banca d'Italia indaga per centinaia di milioni e emerge anche il nome di un boss dell''ndrangheta, poco importa, noi non sappiamo chi sono gli altri soci della società in cui siamo noi. Questo è quello che ha detto Vittorio Prodi, il fratello di Romano Prodi, interpellato brevemente su questa questione. Giustamente lui non sa nulla, non ha idea di chi siano i soci della società di cui lui è socio. In ogni caso, per quanto concerne la vicenda Cosentino, la famiglia Cosentino, sempre in rapporti con la Hera bolognese e emiliano-romagnola, si schermò a suo tempo dietro una finanziaria, la SCR, che era una fiduciaria, quindi azionisti schermati. Ma la cosa certa è che tra i consiglieri che rappresentano la società ci sono Giovanni Cosentino, fratello dell'allora sottosegretario e patron della Aversana Petroli. La SCR, la fiduciaria, era socia in affari fino al 2011 della multi-utility emiliana Hera. La vicenda risale al 2007, quando viene inaugurata la centrale termoelettrica a turbogas a Sparanise, nella provincia di Caserta. Impianto da 800 megawatt, uno dei più grandi business sorti in Campania nel decennio, sponsorizzato dall'allora onorevole Cosentino. La costruzione fu realizzata proprio dalla fiduciaria, quella schermata, SCR. Nel 2002 fa un accordo con la AMI di Imola, che poi confluisce nella Hera. La multi-utility emiliana entra così nell'affare, tanto che una società controllata, Heracom Mediterranea, che gestisce la vendita di energia prodotta dalla centrale, vede nel consiglio di amministrazione il fratello di Nicola Cosentino, Giovanni.
A guadagnarci sono la più importante società per azioni controllata dai comuni rossi dell'Emilia Romagna, Hera SPA, e nel contempo una società molto vicina alla famiglia del sottosegretario Cosentino. La Hera SPA di Bologna infatti vanta nel suo gruppo una controllata, Heracom Mediterranea, che ricava circa 50 milioni di euro dalla vendita di una quota pari al 10% del totale prodotto dalla centrale ed è partecipata al 50% dalla Hera. Il restante è di una società misteriosa, la citata SCR, la fiduciaria cosentiniana. Inoltre la Heracom Mediterranea ha sede in un capannone della società Aversana Petroli di Giovanni Cosentino nell'area industriale di Caserta. Questa è la questione dei legami tra i Cosentino, i casalesi all'epoca era il sospetto, e la SCR, la fiduciaria. La multi-utility Hera dell'Emilia Romagna, coinvolta dunque in operazioni d'affari con un profumo di camorra che poi verrà ridimensionato successivamente dalle indagini in relazione a Cosentino, ma non in assoluto per quanto riguarda gli affari della Hera. La questione è stata rispolverata infatti non a caso a qualche anno di distanza. Anche in questo caso però attenzione mediatica e indagini sono per così dire abbastanza relative. E questo argomento poi lo riprendiamo. Intanto però credo, quanto manca la pubblicità? Mancano 10 secondi, mandiamo la pubblicità, apriamo l'altra parentesi e poi c'è anche una cosa abbastanza divertente da ascoltare, se volete la ascoltiamo dopo, prima che finisca la trasmissione, ed è la performance della senatrice del Movimento 5 Stelle Paola Taverna fra i residenti di Tor Sapienza a Roma. Buongiorno, sono Martin Casogiovanni, pilone della nazionale italiana del rugby e vorrei un furgone Peugeot. Sì, Rieccoci in onda, come detto prima della pausa pubblicitaria. Adesso apriamo una finestra nella nostra diretta mattutina con Tino Oldani, giornalista che per Italia Oggi ha una rubrica pressoché quotidiana, La Torre di Controllo, che spesso citiamo e leggiamo anche in rassegna stampa. Intanto buongiorno Tino. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, tu hai toccato in questi ultimi 2 giorni 2 argomenti di grande interesse secondo me, e in particolare, lo dico anche da lettore, ieri mi è molto piaciuto, mi ha divertito, ma ha fatto soprattutto pensare l'articolo che hai scritto partendo da un'occasione, diciamo così, conviviale, da chiacchiere a tavola, da una tavolata domenicale nella quale si parlava di questioni relative all'andamento dell'economia, all'andamento del lavoro e anche alle iniziative, diciamo così, pubbliche, in questo caso della Regione Lazio, per favorire l'assunzione di lavoratori, di nuovi lavoratori. Per la verità però la conversazione che tu hai trascritto e della quale hai dato conto nel tuo articolo di ieri, e poi però parliamo anche dell'articolo di oggi, perché gli argomenti sono diversi ma hanno anche dei tratti in comune, possono essere benissimo collegati. Però quello che ci hai raccontato ieri, a proposito di questa chiacchierata domenicale di pranzo, è estremamente interessante. A parlare, Tino, tu racconti, è il titolare di un negozio, un grande negozio di abbigliamento e di articoli sportivi, il quale, come molti operatori economici in questi mesi, in questi anni, si lamenta dell'andamento pessimo della sua attività economica, 30% in meno di fatturato. Sono stato costretto a licenziare una commessa, dice il titolare di questo grande negozio, un'altra la devo mandare a casa dopo Natale, e però a questo punto racconta l'imprenditore, con i soldi della Regione Lazio però potrò assumerne un'altra che per 1 anno e mezzo non mi costerà neanche €1. E qui a questo punto sale la curiosità dei commensali. Com'è che fa, Tino, questo imprenditore, riassumicelo tu adesso in questa nostra conversazione, a licenziare 2 persone e ad assumerne un'altra a costo zero per 1 anno e mezzo grazie alla Regione Lazio? Certo, penso che in prima battuta gliel'abbia spiegato il commercialista, poi si è informato presso l'ufficio del lavoro e presso gli uffici della Regione e ha scoperto che la Regione Lazio ha messo in piedi un programma che si chiama Garanzia Giovani,
che per i giovani dai 18 ai 29 anni che non sono iscritti all'università, non hanno un lavoro, sono praticamente disoccupati, se accettano di fare un tirocinio di 6 mesi a 400 euro al mese, dopo il tirocinio, se ritenuti idonei, possono essere assunti con un contratto a tempo indeterminato e uno stipendio di 600 euro al mese per lavorare 8 ore al giorno, in cambio del quale la regione assicura al datore di lavoro il pagamento dei 400 euro per i primi 6 mesi di prova e successivamente un contributo di assunzione di 8.000 euro per il primo anno. Di fatto l'imprenditore che assume così un giovane non paga niente per il primo anno e mezzo. E poi si vedrà, dice lui, no? Dice l'imprenditore. Poi si vedrà, perché se la crisi lo costringe magari a chiudere il negozio, è chiaro che nessuno può essere, diciamo così, tenuto a libro paga se il negozio non c'è. Io penso che quel negozio resisterà alla crisi. Conosco questo, diciamo così, commerciante da anni, facciamo delle chiacchierate, per me è una spia, diciamo così, interessante sull'andamento del mondo degli affari, perché è un negozio che si rivolge a fasce sociali completamente diverse, a tutte le tasche, e anche l'anno scorso mi diceva, nonostante la crisi, a Natale gli affari gli erano andati abbastanza bene. Quest'anno invece dice che è un pianto continuo, tant'è che anche l'impiegata che lui, la commessa che dovrà licenziare dopo Natale, si è resa perfettamente conto che in negozio non entra quasi nessuno, gli affari vanno male, quindi è inevitabile che un piccolo imprenditore debba fare questa cosa. Ma ecco, che cosa ha trovato? Ha trovato praticamente il petrolio nelle casse della Regione Lazio, perché poi ci torniamo con queste provvidenze già 20.000 giovani, ho guardato sul sito della Regione, si sono iscritti e pensano di avere, diciamo così, un avviamento al lavoro. Ecco, ti volevo chiedere, Tino, però prima abbiamo la contraddizione che un aiuto per i disoccupati produce altra disoccupazione. Ecco, no, ti volevo chiedere preliminarmente, poi riprendiamo questo punto che ci collega anche, per la verità, al tema che affronti oggi e che invece è di natura demografica. Ne parliamo dopo, però sì. Questo progetto Garanzia Giovani è un progetto a livello governativo. L'iniziativa che tu hai descritto l'ha presa la Regione Lazio, però c'è anche un'iniziativa governativa, Garanzia Giovani, della quale ha parlato più volte anche il ministro Poletti. Sono l'una l'esplicazione sul territorio regionale dell'altra o sono due cose diverse? No, sono due cose diverse, perché la Garanzia Giovani del governo credo che abbia avuto risultati fallimentari. Ho letto poco tempo fa un articolo sul sito degli economisti bocconiani che davano delle cifre per l'intero territorio nazionale assolutamente sconfortanti. Cioè, io penso che, se non vado male, hanno avuto in tutta Italia sì e no 30-40 mila accessi i giovani. Nel Lazio, con quella somma tutto sommato contenuta della regione, che però può salire, io ho visto che nel bilancio loro possono disporre fino a 100 milioni di euro in un anno e finora ne hanno messi in campo 18, però gli iscritti sono già 20.000, quindi paradossalmente la regione Lazio, dando 400 euro e non di più al mese ai giovani, ha messo in moto un meccanismo diverso da quello nazionale, ma forse per ragioni di efficacia nella comunicazione, non so spiegare, comunque sta avendo più successo. Però il risultato è quello paradossale che dicevi tu. In pratica, con un fondo pubblico favoriamo, ma è anche la domanda che si pone un commensale, tu lo racconti, no? Perché a un certo punto uno che lavora a partita IVA era furibondo, perché perché a un certo punto l'imprenditore racconta di un fatto, dice, per lui sconcertante, mentre era all'ufficio del lavoro e stava in coda, è arrivato un ragazzino di 18 anni che ha detto: dove devo firmare per far prendere 400 euro al mio padrone, diceva, cioè al mio datore di lavoro. E l'impiegato ha detto: ma stai scherzando, questi soldi della regione sono destinati a te, sono i tuoi, non è che li devi dare ad altro. Dice: no, ma io sono già d'accordo, perché io glieli do per i primi 6 mesi, perché lui mi ha assicurato, mi ha promesso che dopo 6 mesi mi assume. È praticamente una tangente che il lavoratore disoccupato paga
a un datore di lavoro senza scrupoli e privo di etica che gli promette forse un'assunzione, e purtroppo le cose vanno così nel centro-sud. Non è la prima volta che confondi una cosa di questo genere, e purtroppo accade. Credo che sia abbastanza difficile poi controllarle e impedirle. C'è un altro passaggio del dialogo interessante, perché il tutto poi viene foraggiato col soldo pubblico. C'è una signora che a un certo momento, una signora con la partita IVA di cui tu parli, dice vabbè, mi fa rabbia scoprire che i soldi delle mie tasse vengono usate per porcherie di questo genere. Non ti sembra che in questo modo la regione ti spinga a licenziare? Risposta dell'imprenditore: è vero, per me è come se lo Stato mi avesse messo in mano una pistola carica, invitandomi a licenziare. Così potrò risparmiare migliaia di euro sul costo del lavoro. Se questo mi consente di superare la crisi, potrò solo dire grazie regione. È vero, è tutto vero, guarda, è tutto vero, perché è un colloquio che ho memorizzato perché mi ha molto colpito, e tutto sommato il vantaggio più rilevante di questa vicenda è quello del commerciante, che in questo modo può disporre, di una lavoratrice nuova, che peraltro lui ha già individuato, ha già fatto il colloquio eccetera, che non gli costerà nulla per 1 anno e mezzo, e dovrà licenziarne una collaudata con la quale lavora da tempo, che è una donna di 35 anni con 2 bambini. Morale della favola, un'altra commensale. Io ho trovato veramente fantastico il tuo pezzo di ieri, perché in poche battute hai concentrato una serie di questioni. Un'altra commensale dice a un certo momento: ma questo programma della regione è assurdo, perché pone le premesse per molti licenziamenti, per ridurre gli stipendi delle commesse, ma anche del giovane, naturalmente, il giovane che ci hai descritto prima, addirittura paga la tangente al padrone, come lo chiama lui, per i primi mesi, quindi non vede neanche quelli, in cambio di una promessa di futura assunzione. Quindi licenziamenti, stipendi più bassi. Con l'euro nel 2000 abbiamo avuto prezzi raddoppiati, e ora grazie all'euro abbiamo stipendi dimezzati. Fregatura doppia, stiamo diventando tutti più poveri. Talché tu dici, ha ragione Riccardo Ruggeri, un'altra delle firme che leggiamo spesso su Italia Oggi, sembra qui messa in pratica la massima che Riccardo Ruggeri usa spesso e che riassume un po' la filosofia politica dei nostri tempi: impoverire la classe media e sedare, rimbambire quella povera. Esatto, è esattamente così. Sono le persone, che mi stavano intorno, erano tutte piuttosto informate, tutte leggono i giornali, e tutti hanno esperienza di che cosa è stato l'euro quando è arrivato. Praticamente da un giorno all'altro i prezzi sono raddoppiati, l'euro è diventato praticamente come 1.000 lire del giorno prima, le 2.000 lire, e hanno subito raddoppiato i prezzi. E ora, di fronte alla crisi economica, di fronte alle crisi di austerità che si sono imposte in tutta Europa per, volere della Merkel, in Italia abbiamo, prima ancora che qui si facesse qualunque riforma del lavoro di tipo tedesco, quando sono stati introdotti i mini jobs da 400 euro al mese, e qui sono già arrivati sotto forma non di mini job, ma di stipendi per 8 ore di lavoro giornaliere. La riforma Hartz 4 in Germania ha introdotto i mini job per lavori di breve durata, per settori specifici, consentendo praticamente a chi li fa di farne anche 2 in maniera da poter sbarcare il lunario. Noi siamo decisamente più svantaggiati. Veramente è un impoverimento della classe media molto forte. Io conosco giovani donne e ragazzi laureati con merito, che hanno fatto tirocini professionali molto impegnativi, e che nei primi contratti di assunzione vengono assunti proprio con contratti un po' fasulli, perché gli limitano il numero delle ore, sono meno della metà di quello che devono fare, per importi mensili di 400-450 euro. È chiaro che abbiamo di fronte a noi una generazione quasi bruciata di giovani che sono nell'impossibilità di programmare il loro futuro e costruire una famiglia. E qui passiamo all'altro argomento. Però mi viene da dire che il Jobs Act, di cui tanto pomposamente e anche molto provincialisticamente, perché si usano i termini inglesi così, giusto per darsi una patina mediatica che abbiano un glamour, si pensa. Questo Jobs Act di fatto noi ce l'abbiamo già. Un'iniziativa come quella della Regione Lazio, hai voglia che Jobs Act?
Certo, è un Jobs Act di fatto. Il fatto è che il Jobs Act è nato in America per creare veramente dei posti di lavoro. Qui in Italia si sta parlando di Jobs Act con riferimento a una legge che consente di facilitare i licenziamenti e non per creare lavoro. Renzi dice che spariranno gli alibi. Secondo me si sta parlando di aria fritta, perché in un momento di crisi facilitare i licenziamenti mi sembra una cosa totalmente priva di senso, onestamente. Ecco, a proposito però... Hanno perso 9 mesi di tempo tra governo e Parlamento per, diciamo così, tornare sostanzialmente alla legge Fornero, che era già stata fatta dal governo Monti con esiti disastrosi. Per i giovani praticamente non è che si apre uno spiraglio nel tunnel. Il tunnel continua ad essere molto buio e molto lungo e non se ne vede la fine, e purtroppo qui siamo al paragone che ho fatto, ma non l'ho fatto io, l'ha fatto un economista della Bocconi, il quale ha scoperto che l'anno scorso, nel 2013, sono nati in tutto in Italia 514.000 bambini neonati, è il numero più basso nella storia d'Italia dall'unità ad oggi. Il precedente record negativo risaliva al 1918, alla fine della prima guerra mondiale, ma su quel dato influì moltissimo il fatto che 600.000 giovani soldati italiani erano rimasti uccisi nelle trincee della prima guerra mondiale, e quindi mancando diciamo così i giovani non potevano esserci le nascite. Qui abbiamo lo stesso risultato senza una guerreggiata, ma a seguito di una crisi economica accompagnata dalle famose, io dico demenziali, politiche di austerità che l'hanno aggravata la crisi economica, e con un indurimento, un aggravamento della, diciamo così, della crisi demografica che da anni caratterizza l'Italia, e che porta i demografi a fare previsioni molto negative. Ed è questo l'argomento di cui parli oggi nella rubrica Torre di Controllo su Italia Oggi stamani, partendo dal bonus bebè di 80 euro che il premier Renzi ha promesso alle giovani coppie, anche per invertire il dato negativo delle nascite, no? Tu poi citi anche lo studio fatto per il sito lavoce.info, il sito coordinato da Tito Boeri, di Alessandro Rosina, che è docente di demografia all'Università Cattolica di Milano e che valuta alla luce dei dati demografici anche una possibile efficacia del bonus bebè da 80 euro. Più che altro, tu scrivi oggi, il bonus bebè rischia di essere, visti i dati, una specie di promemoria sul declino demografico italiano. Il dato che dicevi tu è questo, insomma, l'anno scorso in Italia sono nati 514.000 persone, neonati, che è il valore più basso dall'unità d'Italia in poi. Il precedente era di 640.000 nascite ed era del 18, ma dopo la strage che tu ricordavi di giovani soldati. Il tutto aggravato dalla crisi economica, dalle politiche di austerità e dai salari da fame di cui dicevamo prima, perché se la realtà in parte già verificatasi o la prospettiva è quella di arrivare a salari da 400-600 euro al mese, ben difficile mettere su famiglia. Però il tuo pezzo di oggi ci dà anche altri dati sui quali riflettere, a partire da uno studio di qualche tempo fa dell'ex governatore della Banca d'Italia Fazio, il quale ha detto che nel corso di 2 generazioni il numero delle donne italiane e quindi degli italiani sarà dimezzato, ma quello di Fazio, che uno può dire non è un demografo, non è un parere campato per aria, perché è stato rafforzato dall'opinione di quello che è considerato il demografo italiano più autorevole, Antonio Golini. Cosa ci dice Antonio Golini? Cosa ci dice Antonio Golini, Tino? Ma Antonio Golini ha fatto molti studi su questa materia e sostanzialmente lui dice: per 7 secoli in Europa abbiamo dovuto assistere l'infanzia abbandonata. Oggi, con il suicidio demografico in atto sia dell'Italia che dell'Europa, e poi spiego che cosa vuol dire tecnicamente suicidio demografico, Golini dice: temo per il futuro che ci sarà una vecchiaia abbandonata. Questo perché? Perché abbiamo 2 fenomeni nel mondo di oggi: un allungamento della vita media e una riduzione drastica delle nascite. Per mantenere una popolazione stabile, calcola
Piccolini, ma lo dicono tutti i demografi, ogni donna dovrebbe avere 2,1 bambini. Io mi attengo al dato statistico, mi fa ridere quello 0,1 in più oltre al 2, no? Sì. Sarebbe stato più chiaro dire se ogni donna fa 2 bambini la popolazione rimane stabile, perché il numero delle nascite copre e magari supera di poco quello delle morti annuali. In Italia invece il tasso di fecondità femminile è ridotto a 1,36, ma non lo è da oggi, lo è dagli anni 70. Noi già dagli anni 70 siamo scesi sotto l'1,5%, quindi gli italiani, diciamo così, di origine italiana stanno continuamente diminuendo, e secondo James Wopel, che è il direttore dell'istituto Max Planck, addirittura la popolazione italiana potrebbe non solo dimezzarsi, come dice Fazio, nel giro di 2 generazioni, ma nel giro di un secolo, alla fine del XXI secolo, ridursi gli italiani ad appena 10 milioni. Mentre Golini, con una proiezione puramente ipotetica, dice l'estinzione degli italiani nei prossimi 150 anni è uno scenario ipotetico ma fondato su dati reali. Qui stiamo parlando, parliamo di estinzione. Ecco, appunto, stiamo parlando di estinzione, non di riduzione della popolazione. Esatto, che è una cosa drammatica. E questi salari da fame che circolano oggi, dovute a una politica economica secondo me profondamente sbagliata dell'Europa, del Fondo Monetario, della Banca Centrale Europea e di riflesso dei vari governi che si sono succeduti, Monti, Letta, Renzi compreso, queste politiche economiche non aiutano né la ripresa demografica, tantomeno ci riuscirà mai un governo Renzi con un bonus di 80 euro per i bebè, che adesso voglio dire una parentesi che qui non ho messo nel pezzo, ma il governo Berlusconi, il governo di centrodestra, Berlusconi, Lega, eccetera, il bonus bebè era di 5.000 euro, lo prendevano in giro, ma era già una cosa più consistente. Io so che in alcuni paesi dell'est, un amico, quando gli ho spiegato questa cosa, mi faceva il caso dell'Ucraina. In Ucraina, non questo governo che ha una forte crisi economica, ma in precedenza, siccome vi è una forte diminuzione della popolazione, davano un bonus bebè di $5.000 per il primo figlio e di $10.000 per il secondo, perché solo così puoi realmente invogliare una coppia a fare un figlio, perché dice ti do i soldi che ti servono per il primo e il secondo anno almeno, ma con 80 euro al mese, se una coppia guadagnano 500-600 euro ciascuno, che cosa possono mai fare? Niente. Tino, qua non stiamo parlando per impulsi etnico-razziali, no? Però stiamo parlando di numeri, e se il principale demografo italiano parla di estinzione degli italiani, si sta riferendo evidentemente a italiani in senso stretto, no? A persone che sono di nazionalità italiana e che sono di origini italiane. Però c'è un fenomeno che viene a compensare. Adesso, aprendo una parentesi, qui si potrebbe anche dire l'Italia è già piuttosto densamente popolata. Il fatto che la popolazione italiana abbia un tasso di contrazione potrebbe essere quasi naturale, secondo alcuni, no? Perché sei già in una porzione di territorio densamente popolata, escludendo le zone montuose, e questo è un conto. Però qua stiamo parlando non semplicemente di assestamento, ma di estinzione della popolazione di origine italiana. Il fenomeno però è compensato dal fenomeno migratorio, e qui i numeri vanno in senso del tutto opposto, perché nel 2050 mi pare che i dati siano sempre del demografo Golini che abbiamo citato prima, ma sono dati comunque generali, sono dati condivisi dai demografi a livello mondiale. Nel 2050 la popolazione della Terra, e non è tanto in là il 2050, ci mancano 35 anni circa, la popolazione della Terra salirà da 6,5 a 9 miliardi di persone. Il fatto è dovuto anche alla questione che i vaccini, tu scrivi, sono stati scoperti prima della pillola per il controllo delle nascite, e a crescere sono Asia, Africa e America del Sud, che cresceranno di 2,5 miliardi di abitanti, con pressioni migratorie che a quel punto diventeranno esplosive. C'è un dato interessante, credo, per chi ci ascolta, e che tu ricordi nell'articolo: nel 1950 la popolazione europea era 3 volte quella dell'intera Africa. Nel 2050
il rapporto viene invertito, cioè la popolazione africana è 3 volte quella europea, giusto? Sì, le proiezioni demografiche poi non è che sono, diciamo così, come i sondaggi elettorali, per cui si fa un campione e poi si proietta sul totale. No, quelli si basano su dati statistici reali, e quindi se io so che un bambino è nato oggi, calcolo che vivrà per almeno 40, 50, 60 anni, 80 anni, a secondo del paese in cui è nato, perché ogni paese ha un'età media calcolata sulla speranza di vita media di quel paese, e quindi queste proiezioni al 2050 sono non probabilistiche, ma sono estremamente attendibili, sono dati ONU confermati da tutti i demografi. Quindi ristagno economico. Per cui noi magari l'Italia potrà avere ancora 60 milioni di abitanti in ipotesi, ma all'interno di questi 60 milioni di abitanti gli italiani saranno ridotti a una minoranza, probabilmente anche meno del 50%, mentre più del 50% a quel punto potrebbero essere gli immigrati, soprattutto se i ritmi continuano ad essere quelli attuali, con sbarchi, diciamo così, non controllati, crescenti, senza nessuna programmazione, e soprattutto senza che nessuno faccia un conto esatto del dare e dell'avere, perché queste migrazioni alla fine hanno un costo che devono pagare i residenti per il momento. Ecco, il tutto, Tino, mi pare, permettimi, io credo che questo non sia un ragionare da leghisti o etichettabile, diciamo così, sotto una casella politica particolare, perché i numeri sono numeri, il tutto in un quadro che delinea con maggiore efficacia quella formula che abbiamo detto prima, cioè impoverire, quella che ormai classe media è un eufemismo, è diciamo quasi impossibile definirla classe media, perché il punto è quello lì. Questo quadro qui va a alimentare e a consolidare, anzi una proiezione per il futuro di una realtà economica fatta di tanti poveri. Certo. È esattamente così, ma non c'è niente di, diciamo così, di razzista nel fare questi ragionamenti. La ricca Germania, che è molto più ricca dell'Italia, sta decidendo proprio in questi giorni di togliere i sussidi, diciamo così, di disoccupazione agli immigrati che non cercano lavoro, ed è provato che non cercano lavoro e che vanno lì soltanto per fruire del loro welfare. La stessa cosa hanno già fatto in Inghilterra, pensano di fare la stessa cosa in Francia. Noi tutte queste cose non osiamo metterle neppure all'ordine del giorno, perché se no se no è una manifestazione diciamo così populista, razzista. Sono tutte cose, sono fregnacce da questo punto di vista, sono fregnacce culturali. La politica si fa guardando la realtà per quella che è. Bene, io ti ringrazio. Voglio dire una cosa che stupirà. Io non l'ho citata nel pezzo perché avevo, diciamo così, limiti di spazio, eccetera. Nel pezzo indico quella, tra virgolette, quella frase: suicidio demografico dell'Italia. Sai chi è stato il primo a dire queste parole, tra virgolette? Non è stato un demografo, è stato il segretario generale della CEI, il cardinale Antonio Bagnasco, commentando pubblicamente una ricerca fatta proprio da Antonio Golini sul futuro demografico dell'Italia. La CEI, la Chiesa, ne ha tratto spunto per dire lo Stato e il governo non fanno abbastanza per le famiglie, di questo passo le coppie non faranno più figli e quindi l'Italia andrà incontro a un suicidio demografico. Quella frase l'ha coniata un cardinale, non è che l'ha coniata un leghista, capito? E fa il paio nella mia lettura con la frase del demografo americano Eric Cohen, che parla di un'Italia sulla via dell'estinzione. Sì. Io ti ringrazio, grazie per questi 2 pezzi che ci hanno dato modo di uscire, diciamo, forse dalle polemiche di giornata, ma di andare a guardare un po' di sostanza, di numeri anche, che sono importanti, e di questioni, ripeto, fuori dalle ideologie. Siamo a Radio Padania, per carità, però quello di cui stiamo parlando e di cui e la riflessione alla quale ci invitano anche i tuoi articoli non credo possa essere etichettata da un punto di vista di appartenenza politica, per cui ringrazio Tino Oldani. No, dobbiamo farlo, dobbiamo dare queste informazioni
non per il gusto di autoflagellarci, ma perché solo la conoscenza di questa realtà ci deve dare la carica personale, la motivazione poi politica per migliorare la situazione, per non diventare, come dice Ruggeri, classe media sempre più povera con la classe sempre più povera con i poveri che sono già sedati. No, dobbiamo cercare di recuperare lo status, diciamo così, di paese tra i primi al mondo per ricchezza, per benessere, per dotazioni, diciamo così, di welfare degne di questo nome e non di stipendi da 400-500 euro. Grazie allora a Tino Oldani, grazie Tino, buon lavoro e a risentirci, grazie ancora. L'articolo di cui abbiamo parlato è su Italia Oggi, stamani in edicola, la rubrica Torre di controllo. Grazie a Tino e adesso una cosa che gira abbastanza su internet, la senatrice Paola Taverna a Tor Sapienza per avvicinarci alla pubblicità. C'entra Quarticciolo, vai a Quarticciolo, vai a fare a Quarticciolo, ma vado a fare Quarticciolo, oh, sei venuta qui per provocare, e allora vattene di là per favore, vattene di là, ti abbiamo invitato a non venire, no, non vogliamo esponenti politici, no, te ne devi andare, te ne devi proprio andare, per fare campagna elettorale o qualcosa. no, ti sai perché sei venuta, perché ti hanno dato 5 giorni di sospensione, sennò col cazzo che ci stavi con noi, ma che no, non vogliamo esponenti politici, è il Movimento 5 Stelle che ha la carica. Ma te risulta che io da Quarticciolo vengo a fare politica per farmi i cazzi miei o per risolvere? Ma perché, ma scusa un attimo, fino a lunedì, ma dove stavi? Ma io non stavo, ma stavo va bene, io voglio la gente del Quarticciolo, io non voglio un esponente. Ma io sono la gente del Quarticciolo. Ma tu sei il Movimento 5 Stelle, non viene, qua sta la casciaria Meloni, Borghesi, e qua non volevamo politica, non volevamo accattonaggio dei voti, non volevamo accattonaggio dei voti noi qua, capito? No, Movimento 5 Stelle che cos'è? Non è un movimento politico, non è un movimento politico. Io ci sono sempre venuta. Lei stava in televisione l'altro giorno. A noi da quello che facevi 3.000 euro e campi 10 persone, non ce ne frega niente. Gli italiani non hanno più una lira, non hanno più possibilità di fare vacanze. La senatrice del Movimento 5 Stelle Paola Taverna, potete trovarlo su internet, su YouTube, ed è abbastanza interessante, diciamo, vedere come cerca di ingraziarsi senza una buona riuscita la popolazione di Tor Sapienza. Questo non per dire contro il 5 Stelle, contro il Movimento, però il documento vale in sé, col tentativo, diciamo, della senatrice di dire io non sono un politico, io non faccio politica, io non sono un politico, e gli altri dicono ma se non avevi 5 giorni di sospensione qua non ci venivi. Ma la brutta esperienza non l'ha fatta solo lei, dopo la pubblicità ci sono altri 2 esponenti parlamentari del Movimento 5 Stelle a contatto con il popolo, no? Sono cittadini, non deputati, però sono anche deputati e senatori, con i cittadini, quelli che non sono deputati e senatori, cittadini. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma,
La tua pubblicità su Radio Padania Libera. Chiama il numero 02 66 23 44 22. Io non so politica, dice la senatrice del Movimento 5 Stelle Paola Taverna ai cittadini di Tor Sapienza, con i quali certamente ha una comunanza di popolo, almeno dal punto di vista linguistico e dell'intonazione, quello sicuramente, però non è stata ricambiata sotto altri profili. Io non so politica, anche il deputato del Movimento 5 Stelle, anzi il cittadino deputato Carlo Sibiglia, è stato, diciamo così, registrato in un'altra puntata di Corteggiare il popolo, potremmo chiamarla così. È una grande stronzata, perché lui doveva al limite aderire a questa cosa. Sono i cittadini, se voi rappresentate i cittadini in questo modo, non lo rappresentate, state diventando casta pure voi. Avete trovato qualcuno che è più gente di voi, più cittadino di voi, vi dicono casta. Noi siamo cittadini uguali, non ci dicono casta, perché no, ormai siete casta pure voi. No, perché è difficile giustamente fare le differenze alle volte, perché questi qua mischiano l'informazione, mischiano la verità, la annacquano. Basta, non ci mangiamo più, siamo affamati, non abbiamo lavoro, dobbiamo pagare le tasse, non abbiamo più niente. Basta, il futuro! Ragazzi, se facciamo così perdiamo, questo è il gioco nostro. Abbiamo già perso, siamo un popolo in miseria, non più in crisi. Abbiamo perso, non c'è futuro. La soluzione la dovete trovare tutti quanti voi, non noi. Perché vi abbiamo mandato tutti su. Qualcuno ci deve dire qualche cosa, ci deve dare le risposte. Basta. E questa era un'altra puntata di Corteggiare il popolo, sempre un deputato del Movimento 5 Stelle tra i cittadini. Non che sia facile interloquire con il popolo, però evidentemente quando si dice io a politica, non sono a politica, dice la senatrice, non so una politica, però insomma poi quando si corteggia il popolo bisogna anche accettarne il controcorteggiamento, per così dire. Intanto però torniamo adesso nell'ultima parte della trasmissione a raccontare una storia che si collega con quella dalla quale eravamo partiti prima, i sistemi di potere in due regioni tradizionalmente rosse. Emilia-Romagna era il caso di cui abbiamo parlato ieri e nella prima parte della trasmissione, sottolineando come oggettivamente ci siano molti punti di contatto fra la gestione del potere e del quattrino in Emilia-Romagna e in Liguria. La Liguria al centro della questione degli ultimi giorni, cioè le alluvioni e il maltempo, ma non solo. Oggi il quotidiano genovese Il Secolo XIX documenta la cementificazione ligure anche sotto il decennio da presidente di regione di Claudio Burlando. Claudio Burlando, il quale ha replicato al premier Renzi dicendo i condoni li hanno fatti a Roma, non li abbiamo fatti noi. Oggi il quotidiano genovese documenta su 2 pagine tutta l'opera di cementificazione che è proseguita indisturbata e non di rado sotto il regime delle cooperative, altro trade union con l'Emilia Romagna, sotto il regno di Burlando, il quale ha scaricato su Roma i condoni, ma ha cementificato la Liguria, scrive il quotidiano genovese. Burlando che peraltro è incorso anche recentemente in una gaffe non a livello di quella dell'autostrada in contromano col tesserino da deputato scaduto e la residenza presso l'assicuratore che lavorava con la regione stessa, il suo amico. Ma insomma Burlando aveva provato nei giorni scorsi a scaricare anche su altri la questione della responsabilità per la costruzione di una piastra d'asfalto sul fiume Ferreggiano, lo stesso torrente che poi pochi mesi dopo l'ennesima copertura esondò causando 6 morti. Libero, il quotidiano Libero, ha recuperato dichiarazioni e video del giorno dell'inaugurazione dell'opera con Burlando in prima fila, altro che scaricare su altri la responsabilità dell'opera in questione della piastra d'asfalto sul Ferreggiano che poi ha fatto 6 morti. E poi però per Burlando non è finito il periodo, per così dire, lo si fa per dire critico, perché in realtà queste cose qui possono anche essere raccontate ma solo da voci di minoranza, giornali di minoranza, emittenti diciamo di minoranza, non diventano oggetto di dibattito. Una questione come quella di Hera, se fosse accaduta in Lombardia o nel Piemonte, che è stato transitoriamente governato da Cota dal centrodestra, secondo voi sarebbe rimasta lì senza nessun dibattito? È una domanda retorica purtroppo, perché questo è il paese in cui viviamo, ma è una domanda che credo stia in piedi, perché se una questione come quella di Hera, che ci ha portato anche alle fiduciarie di San Marino, ai casalesi, all''ndrangheta, fosse venuta fuori, oltre che naturalmente
a un modello di gestione che premia solo l'appartenenza politica in senso stretto. Vedi chi viene nominato nei consigli di amministrazione della capogruppo, della holding e delle più di 50 società che stanno sotto. Gente con curriculum, per così dire, che c'entrano poco con il tipo di attività che devono andare a fare nella società capogruppo o nelle società controllate. Sono gli ex segretari del PD, provinciali comunali, ex consiglieri e via dicendo, famigli, diciamo così, da un punto di vista politico. Fosse capitato altrove, magari se ne sarebbe discusso, per di più sotto le elezioni, a una settimana, a pochi giorni dal voto in Emilia-Romagna. Bene, in Liguria più o meno la stessa cosa, ma anche in questo caso i dibattiti sono ridotti a zero o tendenzialmente a zero. Oltre alle questioni citate, Burlando è protagonista anche di un'altra vicenda che non è tanto bella. C'è una inchiesta infatti in corso sugli appalti dell'azienda municipalizzata ligure dei rifiuti, Amiu, che ha portato in carcere 3 imprenditori di origine calabrese attivi nel settore e considerati vicini al presidente Burlando. Se ne occupa oggi il quotidiano Libero. L'articolo è di Giacomo Amadori. Nelle intercettazioni di questa inchiesta sulla municipalizzata genovese, uno degli indagati, Gino Mamone, lancia messaggi che i carabinieri definiscono letteralmente quasi estorsivi nei confronti del presidente Burlando e si dice pronto a parlare con i magistrati. Queste sono le intercettazioni, 2 punti aperte virgolette, quello che dice l'imprenditore Gino Mamone, che ha avuto numerosissimi appalti pubblici in Liguria. Poi, dice l'imprenditore arrestato, ci mando un messaggino a Burlandino che Gino sta chiudendo, Gino sarebbe lui, lo stesso Mamone, che Gino sta chiudendo, che poi va da Pinto, il pubblico ministero, la procura, non ti preoccupare che a Burlando gli viene il cagotto, stai tranquillo che quello mi convoca e gli dico, e allora non ti preoccupare, faccio come hai fatto tu. Io a te non ti conosco proprio. Qui Mamone fa riferimento a Burlando, che aveva scaricato lo stesso Mamone dicendo io non lo conosco proprio. E allora Mamone, qui intercettato, dice ci vado io adesso in procura a dire come ha fatto Burlando. Io a te non ti conosco proprio, non ti conosco più, ma lo vado a dire a chi di dovere. Chi cazzo sei? Dice Mamone riferendosi a Burlando. Non mi conosci, ma vai a fare in culo. Qualche rivincita me la prendo anch'io. Saranno verità, saranno millanterie, scrive Libero queste parole di Gino Mamone, riferite al Burlandino, al messaggino al Burlandino. Sarà questo, però in ogni caso i problemi del governatore non finiscono qua. Intanto dalla regia mi dicono che abbiamo in collegamento Mario Borghezio, l'eurodeputato della Lega Nord, che volentieri passiamo in diretta perché ci sta segnalando, purtroppo dagli appunti di regia non ho ben capito, ma ce lo racconta. Io sono già in linea. Buongiorno intanto a Mario Borghezio. Buongiorno a voi. Ce lo racconta Volevo direttamente lei. un po' su questa valanga di proteste. Intanto, per prima cosa, preannuncio 2 grosse manifestazioni a Roma, una giovedì alle 17 nel quartiere, venerdì alle 17 nel quartiere di Roma Euro in piazza Parri. I comitati spontanei sfileranno per protestare per le solite situazioni di degrado e di invivibilità a causa immigrazione, Roma, eccetera. E il giorno dopo a Infernetto, più o meno alla stessa ora, intorno alle 16:30, altra manifestazione. Io sarò presente in entrambe le occasioni. Ma la cosa urgente per la quale io vi chiedo un minutino di spazio, prego, non per me, ma appena possibile potrete sentire questi lavoratori. Un SOS che ci arriva alla Lega dalla profonda Calabria, da Crotone, dove, pensate un po', i lavoratori in mobilità non ricevono il sussidio da 14 mesi. E questa è la situazione che a macchia di leopardo il governo sta prendendo per il sedere tutti questi lavoratori in mobilità, fa promesse da mesi e mesi e non gli pagano la mobilità. Pensate, 14 mesi mancato pagamento in Calabria, 23 mesi in Sardegna, 10 mesi nel Lazio e così via. Io esprimo piena solidarietà a questi lavoratori che si sono incatenati davanti all'INPS, che non ha mai amministrato bene i suoi fondi, specialmente immobiliari, che oggi, voglio dire, non riesce nemmeno a pagare la mobilità dei lavoratori, quindi famiglie in pena. E naturalmente
Io presenterò subito un'interrogazione al Parlamento europeo per chiedere che l'Europa chieda conto al governo italiano di questa presa in giro di questi lavoratori. Chi sono questi lavoratori, Borghezio? Sono lavoratori in mobilità e comunque un loro portavoce è pronto a raccontarvi la loro storia, e io penso che ci torneremo, perché questa protesta ormai si estende a macchia di leopardo in tutto il territorio nazionale. Là sono incatenati davanti all'INPS, c'è una situazione anche un po' di tensione. Io ho raccomandato loro di non prendersela con la polizia, perché la Lega sta dalla parte della legalità, ma naturalmente questo non ci impedisce di essere col nostro cuore con queste famiglie di lavoratori. Privati, pubblici, ci puoi raccontare qualcosa di più? Sentiremo cosa vi diranno. Io li metto in immediato contatto con voi, magari vi faccio chiamare subito. Bene. Grazie molte, arrivederci e buona Padania a tutti. Bene, grazie a Mario Borghezio per questo flash. Torniamo intanto, in attesa di saperne di più su chi sono questi lavoratori, alla questione ligure. Oltre alle millanterie o alle verità dell'imprenditore calabrese, giusto appunto arrestato Gino Mamone, ci sono altre questioni per Burlando, e ci si riferisce a quello che anche oggi il Corriere della Sera ha ripreso, perfino il Corriere, in breve, peraltro in taglio basso nelle pagine interne, per carità, con calma, con giudizio, come diceva il governatore spagnolo di Milano, secondo quel che raccontava il Manzoni, con molto giudizio e con molta calma. Però in ogni caso il fatto è questo: nella seduta del 6 novembre scorso del Consiglio regionale ligure, in questo caso, è stata presentata, senza preavviso perché non era all'ordine del giorno, una delibera con la quale venivano spostati 4 dirigenti regionali. Uno di questi dirigenti sarebbe stato trasferito per un buco nei conti da 1.100.000 euro riferibile al periodo preelettorale 2010. Con lo stesso documento viene trasferito un dirigente che è quello dell'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, settore ambiente. Si tratta della dottoressa Nicoletta Faraldi, che viene trasferita al Dipartimento Salute e Servizi Sociali, materia della quale non si è mai occupata, come la stessa dottoressa Faraldi ha detto al Corriere della Sera, che riporta oggi, con calma, con giudizio, manzonianamente parlando, nelle pagine interne la sua precisazione. In ogni caso, la signora Faraldi, la dottoressa Faraldi, viene spostata da un ufficio valutazione impatto ambientale a un ufficio salute e servizi sociali del quale non sa nulla. Questa rotazione improvvisa di incarichi, senza preavviso, è apparsa strana e a qualcuno punitiva. Qualcuno ha iniziato a volerne sapere di più. Per esempio, la consigliera del gruppo misto in Regione Liguria, Raffaella Della Bianca, la quale racconta di avere scoperto che il 21 ottobre la dottoressa Faraldi, poi rimossa, aveva bocciato una variante al piano regolatore al quale la maggioranza teneva molto, a questa variante. La modifica richiesta riguardava infatti un'area di 4 ettari in riva al torrente Bisagno, che poi un mese fa è esondato causando un morto e di cui Burlando è commissario ad acta per la messa in sicurezza. In base a un nuovo progetto, al posto dell'ex officina Guglielmetti, in quest'area di 4 ettari in riva al Bisagno, dovrebbero sorgere un centro commerciale e un grande albergo, e anche parcheggi, ristoranti, bar, palestre, perfino un teatro. Chi c'è dietro a questo piano edilizio? C'è la Coop Liguria, attraverso il suo braccio immobiliare che è la Talea SPA, che nel 2010 ha acquistato l'area per 25 milioni di euro. Il Sole 24 Ore aveva ricordato in un vecchio articolo di qualche anno fa il ruolo della società nell'inchiesta sulla fallita scalata di Unipol a BNL, l'operazione dei D'Alema, Fassino, abbiamo una banca. Perché? Perché era azionista di Olmo, la cooperativa Liguria tramite Talea SPA era azionista di Olmo, che era la holding che partecipa al controllo della Unipol, il gruppo assicurativo bolognese che poi ha comprato le assicurazioni di Ligresti. Il quotidiano di Confindustria in quell'occasione aveva anche sottolineato che a Genova una richiesta di variante rifiutata a un privato era stata approvata non appena il terreno in questione era passato sotto il controllo della Talea SPA, cioè della Coop Liguria. Il progetto dell'officina Guglielmetti, secondo i comitati della zona, è l'ennesima alluvione di cemento. La dottoressa Faraldi ha provato a opporvisi perché ci sono rischi di inondazione, cioè si va a costruire in una zona che potrebbe essere a rischio. Intanto, sempre dalla regia, mi dicono con grande celerità, Mario Borghezio ci ha messo in collegamento con gli operai incatenati a Crotone, che sentiamo a questo punto subito.
Non so chi c'è in linea, ma ne facciamo subito la conoscenza. Buongiorno. Buongiorno, Giuseppe Foschini, chiamo dalla Calabria, da Crotone. Buongiorno Giuseppe. Abbiamo sentito poco fa Mario Borghezio, però ci vuole raccontare lei chi siete, cosa è successo e perché vi siete incatenati? Noi ci siamo incatenati perché noi siamo, diciamo, i ragazzi che ci chiamano della mobilità in deroga, più che altro perché da più di un anno che non riusciamo ad avere questo sussidio, di cui noi non vorremmo neanche averlo, perché noi sono anni che chiediamo non al sussidio ma sì al lavoro. Oggi siamo qua per un semplice motivo, perché c'è molta gente che è arrivata proprio all'esasperazione, gente che non può pagare la bolletta della luce, gente che credimi, in condizione la mattina di dire sempre no ai figli, anche per dire a scuola ti porto una pizzetta, un cornetto, qualsiasi cosa. Stamattina siamo qui incatenati dentro l'INPS a Crotone città. L'INPS di Crotone, naturalmente. Siamo qua incatenati, stamattina abbiamo rischiato, anch'io personalmente ho rischiato l'arresto, visto che qua è piena di polizia. Per fortuna che siamo intervenuti tutti gli amici, perché sennò stamattina mi stavano anche arrestando, per difendere i miei diritti, da cittadino e da padre che è di famiglia, che è una cosa... Quanti siete, Giuseppe? Siamo una 50-60 più o meno. Ecco, lavorate tutti nella stessa, diciamo, azienda, pubblica, privata, cioè qual è la vostra storia? No, sono aziende un po' diverse, private, sì, diverse aziende. Per esempio, la sua storia personale qual è, Giuseppe? La mia storia personale sarebbe: io lavoravo in una topografia insieme a mia moglie, specifico, che anche lei in questo momento è in mobilità in deroga. Cioè io fino a 3 anni fa percepivo, penso, la fortuna di 2 stipendi con mia moglie, diciamo, vivevo una vita tranquilla, non mi mancava niente. Invece in questo momento sono praticamente, io ho perso il lavoro, mia moglie nello stesso tempo, perché l'azienda, diciamo, ha dovuto licenziare tutti. Mia moglie è la stessa condizione, da 1 anno che io non percepisco questo sussidio, anche mia moglie è la stessa cosa, con 2 bambini in terzo in arrivo, figurati quale situazione posso avere a casa, come tutti, una situazione disperata. Allora, da stamattina voi siete davanti all'INPS di Crotone, giusto? E perché non arrivano i soldi? Bellissima domanda, perché settimana scorsa, il 12, c'è stato un tavolo tecnico lì a Roma con il dottor De Rio. In pratica aveva detto che avrebbero sbloccati 40 milioni di euro più altri fondi PAC, che erano altri 40, in pratica arrivano su un totale fra 40 e altre cifre, su un totale di 100, ma come al solito il governo, che diciamo in questo caso, come dire, ci rappresenta, fa tutte le cose con calma, perché dopo una settimana ancora noi non abbiamo nessuna notizia. Cioè, per mandare un'email sembra una cosa, come dire, da Roma forse se arrivava a piedi sarebbe arrivata prima. Forse questo governo ancora non riesce a capire la situazione del cittadino, la fame che sta patendo il cittadino. Quindi voi avevate diritto alla mobilità, però, no? Il diritto ce l'avete? E come ce l'abbiamo il diritto? No, noi penso la maggior parte siamo fermi a ottobre 2013 con i pagamenti. C'è gente che ferma a maggio-giugno 2013. È un nostro diritto, ma ripeto, no, e non solo questo, facciamo anche dei tirocini formativi, si chiamano, presso comune, ospedale, provincia e varie sede, di cui per giunta non ci vengono neanche pagati, anche tirocini. Cioè noi qualsiasi cosa facciamo, se non riusciamo ad essere retribuiti da nessuna parte, cioè pensa in che situazione che siamo, cioè tutti, ripeto, tutti padri di famiglia, e questa è la cosa più scandalosa. Ma i vostri interlocutori, cioè con chi avete parlato finora? Abbiamo parlato con tutti, a cominciare dal prefetto, a cominciare da quest'ora, a cominciare tutti. Cioè siamo stanchi anche di parlare con tutte le persone. Stamattina siamo qua anche solo come sigla sindacale, come Will, le altre sigle sindacali hanno anche abbandonato, purtroppo, perché è da dire, CGL e CISL non sono con noi, l'unica è la Will che ci sta appoggiando in questo momento. Giuseppe, allora io per il momento la ringrazio, poi naturalmente teniamo valido il suo contatto telefonico e avremo modo di aggiornarci magari nel corso della giornata, anzi. Intanto grazie. Io la ringrazio, è stato generosissimo. Grazie a lei, poi vedremo di approfondire la questione. Intanto però vediamo anche di concludere la questione, il racconto, diciamo, sulla Liguria, perché il racconto è stato ripreso anche da altri quotidiani rispetto al Secolo XIX di Genova, che l'ha raccontato l'altro giorno, ovvero la rimozione in sostanza improvvisa
di una dirigente regionale che si era permessa di dire no a un'operazione, l'ennesima di costruzione, un'operazione edilizia abbastanza massiccia, all'ex officina Guglielmetti di Genova, in riva al Bisagno, 4 ettari, un centro commerciale, un grande albergo, parcheggi, ristoranti, bar, palestre, un teatro, operazione condotta dalla Coop Liguria attraverso la Talea SPA, il suo braccio immobiliare. Tra l'altro, qualcuno ha anche ricordato, e qualcuno che conta, il Sole 24 Ore, che la stessa area era stata rifiutata a un privato per l'edificazione, per l'edificabilità. Improvvisamente viene invece concessa quando il proprietario diventa la Coop Liguria tramite la Talea SPA. Il progetto è in una zona nella quale ci sono rischi di inondazione. Questo si è permessa di dire la dirigente regionale del settore valutazione di impatto ambientale, la VIA, che è stata poi rimossa, la dottoressa Nicoletta Faraldi. Il 21 ottobre, infatti, la dottoressa Faraldi, con decreto, dichiara inammissibile la variante al piano urbanistico comunale e adduce le seguenti motivazioni. Perché la zona ricade parzialmente in fascia A, cioè area storicamente inondata, e parzialmente in fascia B, area inondabile duecentennale. 2 aree previste dal piano di bacino stralcio del torrente Bisagno. La dottoressa Faraldi, per giustificare la bocciatura dell'operazione alla quale tanto teneva la Coop ed evidentemente anche la regione di Burlando, la dottoressa Faraldi cita le criticità evidenziate dalla provincia di Genova e la difformità rispetto alla normativa del piano di bacino che non consente di effettuare interventi di nuova edificazione e neanche di ristrutturazione. Perfino la struttura regionale di assetto del territorio ha evidenziato gli aspetti di criticità idrogeologica dell'area interessata e ha precisato che la proposta richiede una riperimetrazione preventiva delle fasce di inondabilità. Insomma, lì è a rischio, non si deve costruire e neanche la Coop può farlo. Qualcuno obietterà che collegare la rimozione della dottoressa Faraldi a questa decisione di dire no all'affare edilizio della Coop è strumentale, è malizioso, e invece spunta una lettera dell'assessore allo sviluppo economico della regione Liguria, Renzo Guccinelli, dell'11 novembre, il quale risponde per iscritto alla dottoressa Faraldi e scrive: gentile dottoressa, ho saputo che le sarebbe stato detto che la sua sostituzione dall'incarico attuale sarebbe imputabile a una mia decisione, scrive l'assessore, cosa ancora più grave che io avrei agito a seguito di un parere di una sua pratica. Tutto questo è assurdo e assolutamente falso. I motivi, dice l'assessore Guccinelli, sono altri. Nel momento in cui ho assunto la delega a luglio, sono stato sollecitato dai vari livelli del settore a sollecitare al segretario generale una sua sostituzione. E a questo punto Libero commenta: in Veneto peso il tacon del buso, quello dell'assessore Guccinelli, perché l'assessore non ha spiegato chi e perché gli avrebbero chiesto di spostare la dirigente in questione. Sulla questione poi Libero ieri intervistava anche Raffaella Della Bianca, consigliere regionale ligure del gruppo misto, che in questi giorni ha messo con le spalle al muro, per così dire burlando, con una serie di interrogazioni. Il 6 novembre scorso, con questa delibera che vede spostati 4 dirigenti, si sposta anche la dottoressa Faraldi, di cui abbiamo detto. La questione non era all'ordine del giorno, ricorda la consigliera Della Bianca, e non era neanche nelle varie ed eventuali, e gli uffici hanno detto che la delibera è stata scritta materialmente all'istante durante i lavori di giunta. Insomma, secondo la giunta, quella sostituzione, quella rotazione, poi invece di rimuovere solo lei ne hanno rimossi altri 3 per dargli una parvenza generale ovviamente, ma quella rimozione, tra virgolette, doveva essere davvero urgente. Il trasferimento di Nicoletta Faraldi, ex titolare dell'ufficio valutazione e impatto ambientale, è stato un trasferimento evidentemente ritenuto urgentissimo dalla giunta. La dottoressa ricopriva quell'incarico da pochi mesi ed è stata spostata 16 giorni dopo aver respinto una pratica che sta molto a cuore all'amministrazione, perché a proporla era una società della galassia Coop. La verità, dice, intervistata ieri da Libero la consigliera Della Bianca, è che quando vogliono gli spostamenti li fanno in modo repentino. Nonostante le alluvioni, il ruolo di dirigente della protezione civile regionale è rimasto vacante per più di un anno. Invece, per la dottoressa Faraldi,
hanno creato un incarico ad hoc nell'ambito del Dipartimento Sanitario, un nuovo ufficio del quale non si sentiva certo la necessità, visto che in regione alcuni dirigenti si devono occupare di 2 settori contemporaneamente. 8 di loro sono facenti funzione e 4 sono a contratto privato, cioè chiamati dall'esterno. E per di più la dottoressa Faraldi non ha mai avuto a che fare con il settore nel quale è stata trasferita. Il governatore Burlando è commissario per la messa in sicurezza del Bisagno. La Faraldi è stata bocciata per il progetto della Coop in un'area sulla riva dello stesso fiume Bisagno. E il vero scempio, dice la consigliera Della Bianca, non è la questione dei condoni edilizi. Il vero scempio, o meglio, non è solo la questione dei condoni di cui ha parlato Burlando scaricandoli su Roma. Il vero scempio sono le colate di cemento che sono state realizzate attraverso regolari concessioni che possono trovare corsie preferenziali a seconda del soggetto che le chiede. Per esempio, per far aprire Italy di Oscar Farinetti al Porto Antico, la Regione ha votato una variante al piano regionale di commercio, laddove invece Esselunga è in contenzioso con i vari enti regionali liguri da tanti anni. A questa regione servirebbe una vera discontinuità, conclude la consigliera Della Bianca. La discontinuità è quella aprire le finestre di cui dicevamo ieri. In vista del voto uno può avere la possibilità di aprire le finestre. In Emilia Romagna si vota domenica e le occasioni di voto, qua sto facendo bieca propaganda elettorale, vero? Però i fatti alle spalle uno li deve guardare o no? Ed è un principio molto generale. Quando si può cercare di aprire le finestre da parte di un cittadino comune? Votando. E allora uno potrà esercitare tutto il cinismo e lo scetticismo, però se ti rimane una mezza arma, un quarto di arma, un centesimo di arma che è il voto, magari usalo per aprire un po' le finestre, per cambiare aria laddove c'è gente che governa da troppi anni, no? È semplice, ma varrebbe per qualunque colore politico. O sbaglio? Sulla nuova Yaris ci sono cantanti stonati.